A volte ritornano e lo fanno nella loro patria di origine. Massimo Chessa, cestista sasserese, già campione d'Italia con la Dinamo, è in vacanza in questi giorni presso i suoi familiari. Noi lo abbiamo raggiunto e abbiamo sentito le sue impressioni su quel che riguarda il movimento cestistico italiano e soprattutto il prossimo futuro del nostro grande atleta. Venivo da 2 stagioni dove avevo giocato pochissimo, avevo bisogno di giocare, di riprendere confidenza col campo e Trapani mi ha dato questa grande opportunità. Adesso sono già quasi 2 mesi in vacanza, sono quasi 2 mesi qua a Sassari, mi sto allenando 2 o 3 volte a settimana per cercare di rimanere in forma e niente, aspetto con tranquillità e cerco di fare la scelta migliore per la prossima stagione. A parlare in generale invece di basket, troppi problemi che ancora non vengono risolti. Come vengono vissuti da voi cestisti? Tante parole, ma pochi fatti fondamentalmente. Il dispiacere per la nazionale è tantissimo, fondamentalmente perché ci speravamo in una qualificazione alle Olimpiadi, però è andata così, alla fine la Croazia ha giocato meglio di noi e hanno vinto meritatamente. Il basket italiano sta attraversando un momento un po' particolare fondamentalmente perché con l'esclusione dalle coppe, dall'Eurocup che comunque era la seconda competizione a livello europeo, si perde tanto fondamentalmente, quindi non so come andrà a finire e vedremo poi nei prossimi mesi. Per quanto riguarda specie la crescita dei settori giovanili, dove bisogna incidere, Massimo? Ma sicuramente nelle strutture, perché senza le strutture i ragazzi non possono allenarsi e non avendo a disposizione i campi per giocare, per allenarsi, non si può fare niente. E poi bisogna credere soprattutto nei giovani, perché alle volte si preferisce magari credere di più in un americano, che magari mediocre, non forte, anche scarso, ma perché magari costa poco di meno, piuttosto che credere in un giovane e farlo crescere.